Da sonno, mamma mia, che giornata uggiosa proprio. Andiamo a vedere l'idrovora di Cittanova che avevo fatto il post, adesso facciamo due video. Qua c'è che razza di fungone gigante, pieno di funghi. Super Smart Tenere. Quella della Peg Perego che facevano in televisione, no? Eccola, è lei, è lei. Ma tu non hai il camper, tu hai la Smart. Sono ancora in fase barbone, devo raccimolare i pesos e dopo aspetta di là. Cioè sto facendo off-road con la Smart. Guarda qua gli edifici di una volta. Non so cos'è questo qua, se devo essere sincero. Sembra un condominio d'epoca, no? Questo è il baretto che ti dicevo, vedi? È anche aperto adesso. Ti siedi lì fuori, parcheggi le tue pecore, le tue mucche, le tue cose, ti bevi il caffè e poi continui. Nuova, anno di costruzione 1903. Andiamo a vedere. Questo è l'interno. Vedi, qui c'è scritto, che leggo, una lastra di pietra sulla facciata dell'idrovora di Cittanova, che è questa qui. Scusa se non sto fermo, ma ti sto leggendo le cose. Ricorda le origini di questo piccolo borgo agricolo, costruito intorno al IX secolo sulle rovine dell'antica città di Eraclea. Si trovò spesso al centro di battaglie per il possesso dei territori, ma la sua storia terminò quando, nel 1110, una devastante alluvione e la conseguente deviazione del corso del fiume Piave trasformò Cittanova in una palude. Per merito delle opere di bonifica, Cittanova è potuta tornare ad essere un luogo vivibile, grazie ai lavori di inizio Novecento. I macchinari, come puoi sentire, sono tutti in funzione. Guardare dentro, sembra tipo il motore di una grande nave, bello. Funghi ovunque oggi, mushrooms, Rocchia, Santissimo Magno e Tiziano, così segna il GPS. Adesso è novembre, ha piovuto, è tutto così un po' dismesso, ma se ti sei portato via le racchette, guarda là, c'è un piccolo campetto da tennis, ti fai due tiri e poi riparti. Amico, qua era tutto palude, a vedere una cosa molto carina. Questi bus, a me piace, a un altro non piace. Ecco, di che non è bello. Senti gli uccellini. E il bau bau. I posti rilassano, senti che roba. L'unico a far casino sono io che parlo sempre. Si può parcheggiare anche qua. Uno dice vengo col camper, vedi, c'è tutto lo spazio che vuoi, più il parcheggio interno del ristorante. Qui è morto qualcuno, vedi. Ogni tanto senti qualche rumore, o è una pantegana o è una nutria.
giornata uggiosa, sono un po' demotivato, un po' assonnato forse probabilmente. Adesso è ora di farsi un altro caffettino, potevo andare al bar ma non mi sono portato via i soldi, mi sto allenando a diventare barbone, sì. Gazzeladre in giro, però sai com'è la prossemica degli uccelli? Sai, ti avvicini 15-20 metri, scappano via, quindi anche con lo zoom, appena vedono che mi fermo, scappano, è un peccato. Dall'altra parte del canale c'è sta casa disabitata che dico sempre di andarci a esplorarla, non ci sono mai andato. Bisogna fare il giro dell'Argine dall'altra parte. Sì, il mountain bike per forza. Occhio alle buche, vedi? Chiaro. Cioè, sei il camper e stai facendo da mangiare, magari quando sei in corsa la moglie ti smadonna dietro, c'ha ragione. No, non c'ha ragione, però diciamo che c'ha ragione, sennò poi vengono fuori i casini, dai. Di questa buca zingara e là. Non preoccuparti, questa strada che vedi, Buche Paltano, adesso ti ricordo siamo a novembre, appena piovuto, molto bella di solito. Dimentichi di dirti, se sei in camper giustamente puoi avere qualche difficoltà a parcheggiare là, no? Soprattutto girarti, come ti avevo scritto nel post del blog. C'è un distributore, lo vedi ad occhio all'entrata, no? È qui sulla strada provinciale. Parcheggi lì, è enorme, il parcheggio è enorme, è sempre vuoto, vai tranquillo.